Ed è uno splendido pomeriggio di sole ad accogliere i Cardiff Blues, stadio Mario Battaglini, seconda giornata della Coppa Europa che vede coinvolta la FMCZ Rugby Rovigo Delta nella seconda divisa ufficiale di questa franchigia gallese verde molto fluo, molto visibile. Sono i primi ad entrare in campo, seguiti dalla fanfara e da Jeff Monteriol. In maniera da tagliare fuori la difesa del Rovigo e creare una superiorità numerica, ma questa sta per avvenire. Infatti si è tenuto il pallone, l'ha mal gestita, ma aveva ancora due giocatori all'esterno, poteva ancora provare a muovere la palla. Come vedete Cardiff molto reattivo nel pulire i punti di incontro e alimentare l'azione a una nuova fase. Qui attenzione, c'è l'intercetto di Lucio Rodriguez, che eleganza, attenzione, come sempre. Letta, riletta, imparata a memoria. Lucio Rodriguez. Non l'hanno visto i mediani. Assolutamente. Lucio non si trovava nella solita posizione di apertura, perché ormai il gioco era in multifase, quindi non eravamo nelle posizioni iniziali. Sicuramente non era facile nemmeno riprendere Lucio Rodriguez, che lui non è un velocista, ma ormai tutti i velocisti erano schierati per l'attacco. Vediamo se stavolta è Cook alla presa, anzi Turnbull. E qui c'è un drive avanzante, molto difficile da fermare per la squadra di Rovigo. E c'è la meta dei Cardiff Blues. Hai visto loro con quale reattività, una volta conquistato il pallone, hanno spostato subito l'asse. Si prende tutto il tempo a disposizione, prende la rincorsa, prova a disturbarlo un po' Lorenzo Lubian. Come dicevo, una certa incertezza, stavano cercando di metterla. Ma no, a Vosa vai. Ci pensa Max, con cui ha giocato insieme a Parma. Ancora Lloyd Williams, una spina nel fianco di Rovigo, questo mediano di mischia, anche lui internazionale col Galles. E ancora Desi che pesta sui piedi, il tronatore va ad alimentare Navidi, preso per una maglia, ma poi arriva il sostegno di Turnbull. E la seconda meta Cardiff Blues. Veramente un ottimo giocatore Christian Desi, 1,88 per 100 kg, arriva anche i 2 punti aggiuntivi di Reece Special. Così vicino alla meta decide di portare fuori il pallone. E Turnbull alla presa, cambiano subito l'angolo di spinta con una rapidità di alto livello e va oltre il pack gallese con la terza meta di giornata. Sono sensibili perché appena c'è una situazione di primo stop o di blocco riescono a cambiare l'angolo, ritrovare ancora l'abbrivio molto bene. Degli avanti rossoblu con Ceccato, con nostra attenzione, forse la rubiamo con Jeff Monteriol, giochiamo subito su Gulo Zanini. Allo scontro anche lui, abbiamo voglia, abbiamo la disponibilità di... Abbiamo l'umore giusto. Buttiamo dentro Guglielmone che però viene ricacciato indietro, rimane sulla linea del vantaggio. Adesso abbiamo bisogno di un mediano di mischia. Matteo Maran partirà. È scoccato il 40° in questo momento. Ancora Jeff Monteriol per la terza volta trova insicurezze nella difesa gallese. Vediamo con Lorenzo Lubian da fermo. Dobbiamo dare ma Lorenzo sostegno. ha una struttura fisica che gli permette di entrare in quegli spazi. Max Ravalle. Ancora Rovigo. Dobbiamo a 5 essere metri. freschi. Anche il pubblico si sta scaldando e lo sta facendo capire ai ragazzi in campo. Questo era una di quelle cose che era un po' di tempo che non sentivamo nei momenti buoni per il Rovigo. Ancora Matteo Maran si isola, prende una bella tramvata sicuro. Ha preso le spese di viaggio perché... Però c'è vantaggio intanto. Basta. Vantaggio per Rovigo. Al termine del primo tempo prende la rincorsa Davide Farolini. E entra l'ovale sulle bandierine. C'è un po' di stanchezza, ma Rovigo tiene. Cambiamo il fronte d'attacco. Rodriguez muove la palla, vediamo McCann. Roscoe McCann va oltre il primo placcaggio di potenza, lo scozzese. Giochiamo ancora Lucio Rodriguez con Ceccato. Buttiamo dentro, bene ancora. La palla c'è, la vediamo, Marco Frati la tira fuori, vediamo cosa si inventa Lucianone. Non aveva grosse opzioni di gioco Max Ravalle, però giocavamo bene un vantaggio. Sui portatori grande pressione. Non lo so, lui non ne ha bisogno.
Rovigo tiene questo lancio, cerca di avanzare, però nella seconda spinta che i Cardiff Blues riescono a guadagnare terreno con il pallone in La mano. tranquillità di cui parlavamo prima, Andrea, eccola qua. Si Attenzione al spostano. largo, riusciamo in qualche maniera a tenerli. Altra fase con gli avanti, Cardiff Blues prova ad andare oltre la linea di meta. Li abbiamo respinti ancora una volta. Ci prova Manoa Vosavai. Un altro cambio anche per Cardiff Blues, parte Patchell al piede. Sembra buona. Che ci sia. L'avevo vista non so larga, avevo visto gli sguardi dei ragazzi sotto i pali a fare differenza. Qua Sì, ball. non abbiamo visto grossissime giocate da parte dei backs dei Blues, ma sì, sicuramente sono efficaci, l'hanno dimostrato, perché comunque hanno portato fuori un pallone con la velocità, hanno segnato, però come vedi il tema è stato lo scontro davanti. Cardiff ha sicuramente accettato la sfida e ha continuato tra l'altro a lavorare molto bene questo drive, dove, come sottolineavamo prima, hanno un'organizzazione e una sensibilità bellissima da vedere. Attenzione, possibile altra meta per i Cardiff Blues che arriva. Altri due campi pronti per Rovigo con Giorgione Gagion e Peter Pavanello. Patchell non sbaglia, ancora qualcosa in circolo. Concentriamoci, Luke. Molto bene. Ancora Rovigo, ancora Rovigo, ancora Rovigo. Prova a spingere ad andare Ve lo oltre. meritate. Vediamo, e c'è la meta di Rovigo. C'è la meta di Rovigo. Meritatissima questa meta di Rovigo. Meritatissima questa meta di Rovigo con Jeff Montoriol. Jeff Montoriol, che a questo punto, per quello che mi riguarda, diventa il man of the match della squadra rossoblù sicuramente oggi, Andrea. Se non era Daisy era lui probabilmente. Assolutamente. A convertire la meta di Jeff Montoriol. Parte Davide, sembra stretta e non entra. Ha girato troppo. Esce il calcio di Davide Ferolini, la partita finisce sul 33-18 per i Cardiff Blues. Grande onore però per i bersaglieri, grande spettacolo oggi al Battaglini. Veramente una, come diciamo poco fa, una prestazione da ricordare, credo, perché normalmente cosa succede? Succede che nella parte finale vengono fuori le differenze fisiche e di preparazione. Questa cosa oggi non si è evidenziata, quindi veramente un più, come abbiamo detto prima, ai nostri ragazzi, alla preparazione dei nostri ragazzi, quindi allo staff, a Tommaso e a Pippo, che si stanno impegnando tantissimo.